Accordo tra Governo nazionale e Regione siciliana sui fondi da assegnare nell'isola, circa 7 miliardi di euro, contestazioni delle opposizioni. Il 1° giugno ad Agrigento manifestazione popolare sulla grave crisi idrica. A cura del Lions Club Valle dei Templi ad Agrigento lo spettacolo Kairos. Oggi l'autopsia sul corpo dell'imprenditore Angelo Onorato. Dopo la conferenza stampa di Giuseppe Deni, la replica di Marcello Giavarini. Benvenuti su TVA Notizie. Malgrado le polemiche dell'opposizione che parlano di mossa elettorale, l'accordo tra il governo nazionale e la regione siciliana è cosa fatta. Assegnati alla Sicilia circa 7 miliardi di euro. Arturo Cantella. La Sicilia potrà contare su 6,8 miliardi di euro per portare avanti lo sviluppo infrastrutturale, economico e sociale del territorio nei prossimi anni. È il frutto dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Presidenza della Regione Siciliana, firmato ieri pomeriggio al Teatro Massimo di Palermo alla presenza dei sindaci dell'isola e delle autorità civili, religiose e militari. L'intesa garantirà 5,5 miliardi, la copertura finanziaria a 580 interventi in 9 diversi ambiti, con ulteriori 1,3 miliardi il cofinanziamento regionale al progetto della costruzione del ponte sullo Stretto, ponendo la Sicilia al primo posto tra le regioni per risorse assegnate. Nel dettaglio la parte più consistente delle somme, circa 2,5 miliardi, è destinato all'ambiente, alle risorse naturali. Agli 800 milioni previsti per la realizzazione dei termovalorizzatori si aggiungono tra gli altri finanziamenti per le risorse idriche 527 milioni, per i rifiuti 164 milioni, per la depurazione 354 milioni, interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera circa 700 milioni. Nell'ambito dei trasporti e della mobilità è assegnato 1 miliardo di euro, di cui 710 milioni serviranno a interventi di manutenzione stradale per nuove infrastrutture viarie. A competitività e imprese vanno 548 milioni, a sociale e salute 392, di cui 271 milioni includono investimenti in strutture e attrezzature sanitarie, riqualificazione urbana per 100 milioni, alla cultura 182 milioni. L'istruzione e formazione previsti 80 milioni, per il settore energia 67 milioni, infine alla lileazione, capacità amministrativa, assistenza tecnica andranno 89 milioni. 331,9 milioni di risorse FSC 2021-2027 saranno destinati al cofinanziamento dei programmi europei della Regione Siciliana. A questi fondi si aggiungono 234 milioni di euro di anticipazione FSC. La Regione Siciliana, nella definizione della programmazione riguardante il Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-27, ha beneficiato del supporto della Cassa Depositi e Prestiti. Il Ministero guidato da, consentitemi di dirlo, da un amico, l'amico Fitto, che conosco da tanto tempo, al quale mi lega un rapporto di amicizia ma anche di stima politica. E questo è importante. Vi è una stima politica che si è consolidata oggi anche in un confronto istituzionale di leale cooperazione e collaborazione trasparente. Ci sono stati momenti di difficoltà in cui ci siamo confrontati, ma ho trovato in lui, e la Sicilia ha trovato in lui, una persona pronta al dialogo, ma pronta anche a chiarire alcuni punti perché nell'interesse del governo nazionale andavano tenuti fermi. E questo è stato un appuntamento che oggi registriamo con grande soddisfazione. Di questo non posso. La logica della collaborazione solidale di carattere costituzionale tra organi dello Stato, è la nostra Costituzione che prevede un principio sacrosanto, che gli organi dello Stato di vario livello di entità devono collaborare tra di loro, cooperare, aiutarsi, e questo l'abbiamo fatto. Io vorrei fare un passo indietro per raccontare
il lavoro e la strategia che c'è alla base di quello che noi facciamo oggi. Perché le cose difficili, le cose che richiedono tempo, le cose che richiedono molto lavoro, spesso sono anche le più difficili da raccontare e da far passare, no? Ciò non toglie che raccontano la responsabilità delle classi dirigenti. Allora, come arriviamo noi alla firma di questo accordo di oggi? Quando questo governo si è insediato, noi abbiamo deciso di approfondire la materia dei fondi di sviluppo e coesione. Voi sapete che i fondi di sviluppo e coesione sono per eccellenza i fondi che servono, le risorse che servono a combattere la disparità tra i territori. E noi sappiamo che l'Italia è una nazione nella quale di divari ce ne sono diversi, quello più noto di tutti tra il nord e il sud, ma c'è anche quello tra la costa tirrenica e la costa adriatica, ci sono le disparità all'interno delle stesse regioni. Abbiamo deciso di capire quale fosse lo stato di utilizzo di queste risorse, che sono estremamente preziose. Ministro Fitto, che è competente per questa materia, come è competente della materia del PNRR, ha incontrato tutti i presidenti di regione e ha fatto un approfondimento, uno studio sullo stato d'attuazione della vecchia programmazione di queste risorse, perché queste risorse vanno avanti per cicli di programmazione. Il risultato è stato, diciamoci la verità, abbastanza avvilente. Nella vecchia programmazione dei fondi di sviluppo e coesione, programmazione 2014-2020, allo Stato su 126 miliardi di euro disponibili ne risultavano spesi 47. Ora, Presidente Schifani parlava di provocazione, io non penso che sia una provocazione, io penso che sia un fatto di responsabilità, fare in modo che in una nazione come l'Italia risorse che sono estremamente preziose non vadano disperse. E allora noi ci siamo interrogati su come questo potesse avvenire. Abbiamo avviato questo confronto con i livelli istituzionali, con le regioni. Voglio ringraziare ovviamente tutti i presidenti di regione per la loro collaborazione. All'esito di questo confronto, sia sulla vecchia programmazione, sullo stato dei lavori della vecchia programmazione, sia sulla nuova programmazione, che è quella della quale stiamo parlando, abbiamo dato vita a questo decreto che si chiama Decreto Sud. Decreto Sud riorganizza i fondi di coesione, istituisce gli accordi di coesione. Restiamo in tema. L'accordo di programma sottoscritto in Sicilia dalla Presidente Giorgia Meloni suscita una risposta polemica del Movimento 5 Stelle. Arturo Cantella. Michele Catanzaro, Antonio De Luca e Ismaele Lavardera, rispettivamente capogruppo al Parlamento regionale del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Sud Chiama Nord, hanno definito vergognosa, indecorosa e assurda la presentazione in piena campagna elettorale dell'intesa, un piano, quello finanziato dal governo centrale con le opposizioni, dicono di aver ricevuto a mezzogiorno della giornata di ieri, 4 minuti prima dell'inizio della conferenza stampa di Giorgia Meloni e di Renato Schifani. I deputati denunciano anche una serie lunga e insistente di telefonate partite da Palazzo d'Orleans all'indirizzo dei vari sindaci della Sicilia per assicurarsi la loro presenza alla cerimonia del Teatro Massimo. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, spiega Lavardera, ma siamo di fronte a una sorta di voto di scambio legalizzato. Hanno progettato i sindaci per partecipare all'incontro. Abbiamo appurato che sono partite chiamate dalla batteria della regione per arruolare gli amministratori. Nel piano inviato per email con forte ritardo ci sarebbero solo le macro aree con importi generici. Hanno eluso la legge, dice Antonio De Luca, trasformato i soldi che l'Unione Europea deve alla Sicilia in una becera campagna elettorale nei comizi, trasformando ancora una volta un diritto in una promessa. Contro la presa in giro del governo Meloni, che tra un comizio e l'altro all'interno della campagna elettorale trova finalmente il tempo di fare ciò che doveva fare da mesi, ossia sottoscrivere l'accordo di programma più importante d'Italia. Lo fa sotto elezioni, poco prima del voto, probabilmente perché vede in Sicilia i dati del sondaggio che vedono il Movimento 5 Stelle come primo partito in Sicilia, e in secondo luogo lo fa prendendo in giro l'intero Parlamento, tant'è che hanno mandato 5 minuti fa l'email a tutti i parlamentari in cui indicano i finanziamenti che saranno sottoscritti all'interno di questo accordo di programma.
Fortunatamente i siciliani non hanno l'anello al naso come forse la Meloni crede. E veniamo alla mancanza di acqua che interessa particolarmente il capoluogo di Agrigento. Manifestazione popolare il 1° giugno sulla grave crisi che colpisce famiglie e aziende agricole. In testa al corteo ci sarà il cartello sociale. Arturo Cantella. Il cartello sociale di Agrigento, insieme a numerosi comitati spontanei, espressione di diversi settori della società civile, promuovono una manifestazione popolare per richiamare l'attenzione delle istituzioni e degli enti competenti affinché si prenda atto della situazione drammatica in cui versa la popolazione e il comparto dell'agricoltura a seguito della siccità che colpisce la provincia come tutta la Sicilia. Una crisi annunciata che già produce i suoi effetti negativi e che fa intravedere i presupposti per una stagione estiva condizionata da turni di distribuzione che sembravano solo un ricordo del passato, con conseguenze pesantissime per le famiglie, per le campagne, per le attività produttive. Per l'emergenza idrica che riguarda tutta la provincia di Agrigento servono misure straordinarie delle quali non c'è traccia e interventi mirati. Il cartello sociale continua nel suo comunicato affermando come serve l'attivazione di misure di sostegno per la gestione idrica, l'accelerazione delle procedure per l'ottenimento delle autorizzazioni e finanziamenti per interventi di efficientamento idrico e irrigazione. In questa direzione versa la mobilitazione popolare che vuole stimolare le istituzioni locali a partire dal comune di Agrigento che riveste un peso non indifferente nella gestione del servizio idrico integrato della provincia affinché si possano intraprendere quelle iniziative che possono fronteggiare l'attuale crisi e mettere in campo una progettualità che prenda atto dei cambiamenti climatici cercando di prevenirne gli effetti. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche noi parteciperemo alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anche io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Noi del cartello sociale partecipiamo alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Anch'io parteciperò alla manifestazione Vogliamo l'acqua del 1° giugno. Partecipa anche tu. Un interessante convegno sulle biodiversità è in corso a San Martino delle Scale, in provincia di Palermo. Ci sono le interviste realizzate da Chiara Ippolito. Aprirsi alle diocesi innanzitutto per raggiungere tutte le persone con corsi di formazione, sensibilizzazione. Qual è il progetto? Il progetto della Fondazione Dusmet, che nasce nell'ambito della vita monastica siciliana nell'abbazia di San Martino delle Scale, del monastero Giuseppe Benedetto Dusmet di Nicolosi, nella diocesi di Catania, è una realtà che opera nell'ambito isolano, naturalmente, nell'ambito della tradizione monastica e ha proprio lo scopo non solo di promuovere la vita monastica e quanto è con essa collegato, ma anche la promozione umana nel senso più ampio, la particolare attenzione per l'ambiente, la particolare attenzione per la crescita umana. Ecco, sono questi alcuni degli impegni che poi in questo periodo si sono concretizzati soprattutto con l'organizzazione di alcuni convegni in vista della COP28 l'anno scorso, quest'anno sul tema della biodiversità come uno scrigno da custodire e con altre iniziative che sono sempre appunto collegate con l'attività umana, proprio ai fini della promozione umana in generale. Nel concreto cosa farete insieme alle diocesi? È un impegno appunto di collaborazione. Abbiamo avuto in particolare la sponsorizzazione anche della CESI, della Conferenza Episcopale Siciliana,
che, come dire, ha garantito il patronato per l'organizzazione di questi convegni, e poi ecco, si tratta, come dire, di volta in volta di vedere delle assunzioni di responsabilità concrete nei territori delle singole diocesi. Difendere l'ambiente significa anche tutelare la dignità delle persone. Quindi queste manifestazioni che organizzeremo insieme al Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, in collaborazione con le diocesi locali, sarà un momento in cui rappresentiamo questo concetto di natura, bellezza che va tutelata. Questo è il messaggio che vogliamo lasciare. E poi noi recentemente abbiamo sottoscritto un accordo insieme al Presidente della Regione e al Centro Nazionale della Biodiversità, questo grande progetto che coinvolge più di 1500 ricercatori e tante organizzazioni scientifiche con ARPA Sicilia per il gateway della biodiversità, cioè veramente lasciare e far attraversare questa finestra al cittadino per raggiungere la bellezza della natura. Perché un giubileo? Approfittando del giubileo del 2025 vogliamo legare la difesa dell'ambiente e il messaggio che lasciamo ai cittadini e anche ai ragazzi che saranno, ai giovani del futuro, la necessità di tutelare l'ambiente con tutte le sfaccettature, guardando anche alle realtà sociali di ogni regione, di ogni paese, per tutelare l'ambiente, ma dare anche la possibilità ai giovani di avvicinarsi al futuro con maggiore serenità e tranquillità. Il Giubileo avrà una doppia anima, una più laica, ma una anche che guarda ad una versione più spirituale dell'ambiente. Noi insieme al Consiglio Nazionale di Protezione dell'Ambiente siamo stati recentemente ad Assisi in questo tuffo, nella religiosità, anche in maniera laica, perché uno dei messaggi che abbiamo raccolto, che ho raccolto da questi 3 giorni di Assisi, è che l'uomo è un essere donato alla natura, anche da chi ci ha preceduto, in maniera laica. Questo cambia fortemente il rapporto fra noi e la natura. Alle 17 torna fruibile alla Biblioteca Comunale La Rocca di Agrigento l'Officina delle Tradizioni Popolari Gigi Casesa. Agricoltori in piazza a Palermo e protesta della Coldiretti, il servizio. Noi agricoltori siciliani siamo allo stremo, abbiamo bisogno delle risposte certe e sicure che il nostro Presidente Schifani ad oggi non ci ha dato. Noi vogliamo lavorare, vogliamo continuare a portare avanti le nostre aziende, garantire un reddito ai nostri figli e assicurare gli stipendi ai nostri lavoratori. Ma la siccità incombe, tante sono le problematiche a cui nessuno ancora ha dato una risposta. La nostra presenza massiccia oggi qui a Palermo ha un significato ben preciso. Oggi e fino in quando non ci verranno date le risposte giuste non ci muoveremo da questa città. Siamo proprio agli sgoccioli, mangimi alle stelle, caro energia, siccità. Mi dica lei cosa dobbiamo fare con i prezzi di 20 anni fa? Non riusciamo neanche ad aumentarli perché non c'è sostenibilità economica da parte delle famiglie. Cosa dobbiamo fare? Ci sono mesi che denunciamo una situazione veramente incredibile. Oggi abbiamo aziende che sono purtroppo costrette a battere gli animali perché non hanno più il foraggio. Abbiamo delle infrastrutture idriche che sono allo sfacelo e tantissimi agricoltori rischiano di dover chiudere le proprie attività. Questo è quello che chiediamo, interventi immediati, ma soprattutto una progettazione che possa togliere la Sicilia una volta per tutte da questa situazione che veramente porta a distruggere un comparto che oggi è l'anima più importante dell'economia dell'isola. Da fine anno che praticamente ci siamo fatti sentire delle istituzioni, ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta. I nostri animali sono abbandonati ormai a se stessi, non abbiamo pascoli. Non c'è pochissima acqua, abbiamo necessità urgente di fondi per
far sopravvivere le nostre aziende e soprattutto per evitare di creare una moria di animali. E siamo alla cronaca. Sarà l'autopsia oggi a chiarire a Palermo la morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Il servizio da Palermo. Continuano gli accertamenti della Procura di Palermo sulla morte dell'architetto Angelo Onorato e gli inquirenti proseguono a propendere per l'ipotesi del suicidio. La Procura ha comunque iscritto per omicidio il fascicolo di indagine, un atto dovuto. L'imprenditore è arrivato da solo in auto sul luogo in cui poi è stato trovato morto sabato scorso in Viale Regione Siciliana nord-ovest. Lo provano le telecamere della zona che testimoniano che nessuna macchina si sarebbe fermata in quel tratto. Angelo Onorato era preoccupato perché c'era qualcosa che non andava sul lavoro, ne aveva parlato con la moglie, l'eurodeputato Francesca Donato. Nessuna spiegazione specifica però e nessun nome probabilmente per tenere la famiglia al riparo. Onorato era fatto così, dice chi lo conosceva bene, abituato a risolvere le faccende da solo. Lo stesso peso che portava dentro potrebbe averlo spinto ad affidare una lettera all'avvocato tributarista Fabrizio Macchiarella da consegnare alla moglie qualora fosse successo qualcosa di brutto. Una lettera in cui parla di persone sbagliate e gente che mi vuole male, ma che contiene soprattutto parole d'amore per la moglie e i figli. I poliziotti della squadra mobile passano a setaccio la vita dell'imprenditore, la lista di contatti e le telefonate. Il giorno del ritrovamento era andato a prendere un parente in aeroporto, gli ha detto che aveva un appuntamento a Capaci per risolvere una cosa bonariamente, ma non c'è andato. Intanto la testata giornalistica Open ha ricostruito il profilo aziendale dell'imprenditore con le sue ultime operazioni finanziarie. Dalla ricostruzione risulta che la Casa Ambienti per la Vita SRL era un'azienda florida. Onorato possedeva anche una piccola azienda agricola e un'impresa di costruzioni, poi venduta lo scorso dicembre. Il 2 febbraio 2024 poi avrebbe affittato un ramo della sua azienda principale a Casa Strasburgo SRL, che appartiene ad un altro imprenditore palermitano, Cristiano Battaglia, con un contratto di affitto per 6 anni, prevedendo il pagamento di un fisso di 48.000 euro annui più una percentuale in base ai fatturati. Hanno rischiato di morire folgorati 2 giovani che a Palermo hanno tentato di rubare dei cavi di rame nel quartiere dello Zen. I 2 giovani di 21 e 19 anni si trovano ricoverati in gravi condizioni. Martedì 28 maggio all'Istituto Gallo in contrada Calcarelle ad Agrigento, a cura del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, si terrà lo spettacolo di fine anno Kairos. Oggi presso l'Istituto Gallo di Agrigento una manifestazione teatrale dal tema Kairos in collaborazione con il Lions Agrigento Valle dei Templi, dove parla di un grandissimo tema sociale che è proprio l'inclusione. Sì, oggi è un momento corale di conclusione dell'anno scolastico di uno dei progetti co-curriculari del PNRR che abbiamo svolto anche in collaborazione con il Lions Club di Agrigento, il progetto Kairos. È un progetto a cui abbiamo tenuto tanto perché ha rappresentato non solo un momento di unione tra i ragazzi di varie classi, dei vari indirizzi, ma anche un lavoro attivo da parte dei docenti che hanno così integrato la loro azione curriculare in una maniera molto attiva, dinamica, favorendo la socializzazione degli alunni, il piacere dello stare insieme. Certo, questo è fondamentale anche perché questo progetto ha permesso l'integrazione dei nostri ragazzi, soprattutto dei ragazzi più fragili, che hanno avuto una parte di rilievo nella rappresentazione teatrale alla quale oggi assisteremo. Devo dire che la scuola ha dimostrato ancora una volta quest'anno di impegnarsi anche nell'extracurriculare, proprio perché si vogliono assicurare tutti quegli aspetti capaci di dare vera qualità alla scuola. Ne siamo molto soddisfatti, abbiamo trascorso un anno scolastico molto impegnativo, professori, alunni hanno vissuto la scuola a tempo pieno anche nel pomeriggio, però adesso che raccogliamo i frutti con le varie iniziative che giorno dopo giorno si vanno realizzando nella nostra scuola, siamo molto ma molto soddisfatti. Presidente, una bella iniziativa questa del Lions Club Agrigento Valle dei Templi in collaborazione con Nicolò Gallo, di un tema di grandissima attualità sociale come quella dell'inclusione. Sì,
Buongiorno a tutti, oggi siamo qui all'Istituto Gallo che ci ha permesso di realizzare questo progetto Kairos, che fa parte delle attività leonistiche volte a migliorare la comunità e la società in cui viviamo. Questo progetto nasce dalla volontà degli alunni soci Lions di mettere a disposizione la propria ricchezza interiore e prefiggersi di riuscire a migliorare l'integrazione scolastica e quindi sociale delle persone che per inconsapevolezza, timori e pregiudizi troppo spesso consideriamo diverse da noi presunti normodotati, finendo con privarle persino della loro dignità umana. Kairos è dunque un progetto culturale rivolto a tutti e si basa su un innovativo concetto di integrazione al contrario, è un pensare speciale. Di questo progetto voglio ringraziare la mia socia Susi Iacona e la dirigente dell'Istituto Gallo che ci stanno permettendo di realizzarlo proprio in questa giornata. Devo iniziare facendo dei ringraziamenti sia al dirigente scolastico che ha permesso la realizzazione di questo progetto, addirittura includendolo nel PNRR, ma sicuramente il presidente Gioacchino Cimino e quanto mi hanno sostenuto. È stata un'esperienza straordinaria come quella che si può fare con i giovani, perché quando si parla di inclusione, di diversità, si parla sicuramente di ricchezza e creatività e noi questo l'abbiamo sperimentato. Oggi ci ritroviamo a fare questo meraviglioso spettacolo sperando che ce ne siano molti altri, perché i giovani hanno bisogno di credere in se stessi e crescere nella serenità, così come la scuola può garantire. Mettersi alla prova, ciascuno con il proprio talento. Il palco è diventato un'occasione di condivisione di esperienze e abilità, di accoglienza, di integrazione e inclusione, dove l'essere diversi diventa una risorsa per tutti. Sarà un momento finale di saluto prima dell'inizio delle vacanze, dove si alterneranno performance di balli, canti, musica e recitazione, ma anche momenti di riflessione su tematiche diverse. Infatti, nei diversi incontri effettuati durante il progetto sono state trattate diverse tematiche, prima fra tutte l'unicità di ogni individuo che deve essere rispettata e vissuta come arricchimento della propria. La prima performance, infatti, è la rappresentazione di una canzone di Gianluca Grignani, Uguali e diversi, interpretata dal nostro alunno Davide Aiello della quinta enogastronomica, con tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto. Si chiama Progetto Tartarughe ed è promosso dal WWF che chiede la collaborazione di tutti. Arturo Cantella. Centinaia sono gli interventi di sensibilizzazione che i volontari del WWF promuovono per informare le popolazioni costiere sulle modalità di comportamento da adottare in caso di incontri con le caretta tartarughe marine che vengono a deporre le uova lungo le coste siciliane. Con il progetto Tartarughe il WWF in Sicilia è leader, avvalendosi di un esercito di volontari autorizzati dal Ministero dell'Ambiente al trasporto, manipolazione e trattamento di questi preziosi animali. Giusto in questi giorni a Sciacca si sono svolte 2 azioni di sensibilizzazione che hanno interessato le scuole Rossi e Inveges, nonché alla Lega Navale con alunni del Legnaccio Scaturro, lezioni in aula e dimostrazioni direttamente in spiaggia come fosse un piccolo corso teorico-pratico che i ragazzi si porteranno per tutta la vita come bagaglio esperienziale. Il WWF chiede a tutti i cittadini e associazioni di non cadere nel facile protagonismo esibendo trofei senza le dovute autorizzazioni. Voler bene alla natura significa soprattutto rispettare le regole e il bon ton che deve caratterizzare di chi si occupa di bellezza. La guerra non ci appartiene. Collaboriamo senza volontà protagoniste, il palcoscenico sarà per la natura. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco con altri servizi.
Gli alunni dell'Istituto Federico II, sezione distaccata dell'Istituto Rita Levi Montalcini di Agrigento, guidato dal dirigente Luigi Costanza, sono stati impegnati in una attività di laboratorio. Vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Le classi prime del plesso Federico II dell'Istituto Rita Levi Montalcini, alla presenza del dirigente scolastico Luigi Costanza e di alcuni docenti, sono state coinvolte in attività di laboratorio di geografia, un compito di realtà, un viaggio attraverso le regioni italiane per scoprirne il territorio, la cultura, le tradizioni gastronomiche. Gli alunni hanno fatto da promoter per la regione assegnata, della quale hanno esposto i punti di forza e le debolezze. Al termine delle esposizioni, una giuria di docenti e alunni ha decretato i lavori più efficaci e convincenti. Le attività si sono concluse con un momento conviviale in cui gli allievi hanno avuto modo di assaggiare alcuni dei piatti tipici delle varie regioni italiane. She's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. See you being all around the globe. Not once did you leave my mind. We talk on the phone from night till the morning. Girl, it really changed my life. Doing things I never do. I'm in the kitchen cooking things she likes. Railroad white, breaking all the rules. Someday I wanna make you my wife. That girl, like something off a poster. That girl is a dime they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Hey, Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. I can be your melody. A girl that could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come baby girl, let's sing with me. I can be your melody. A girl that could write you a symphony. The one that could fill your fantasies. So come baby girl, let's sing with me. Shorty got me singing. Il costo del progetto per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Ne discutono università e cittadini. Il servizio da Messina. Sul tema riceviamo e pubblichiamo un documento, così i promotori si presentano. Siamo un gruppo di docenti, ricercatrici e ricercatori, lettrici e lettori di lingua straniera, membri del personale tecnico amministrativo dell'Università di Messina, che in seguito ad alcune riunioni informali hanno deciso di avviare una discussione pubblica dentro l'Ateneo, ma aperta alla cittadinanza sui costi sociali del progetto del ponte sullo Stretto. Osserviamo infatti su questo tema una totale mancanza di trasparenza, un'insufficiente valorizzazione della ricerca scientifica e una scarsa condivisione con la cittadinanza. Per questo abbiamo predisposto un documento firmato al momento da 200 studiosi, studiose e membri del personale tecnico amministrativo che desideriamo far conoscere all'opinione pubblica. Riteniamo necessario prendere una posizione netta contro la costruzione del ponte sullo Stretto, un'opera insostenibile sul piano economico, ambientale, sociale, culturale, giuridico e tecnico, come emerso dai rilievi presentati in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale VIA, dalle osservazioni delle maggiori associazioni ambientaliste del Paese, unitamente a quelle dei comitati cittadini No Ponte che hanno evidenziato numerose lacune nell'attuale progetto definitivo. In qualità di firmatari vogliamo avviare una mobilitazione che dall'università si apra a tutta la comunità per stimolare una discussione e un confronto ispirati ai seguenti principi: trasparenza dei processi decisionali pubblici, etica della condivisione e della consultazione, valorizzazione della ricerca alla luce
della pluralità e dell'interconnessione dei saperi. Esiste una consolidata letteratura scientifica, ma anche divulgativa, di opinioni che ha registrato la negatività dell'impatto del progetto sull'area dello Stretto, non solo dal punto di vista tecnico-ambientale, ma anche etico, sociale e di salute pubblica. Si pensi ad esempio ai danni materiali e ai disagi psicologici legati agli espropri, come anche alle gravi ricadute sul tessuto sociale e urbanistico di un cantiere stabile per oltre 10 anni. Manca tuttavia uno spazio aperto che metta a disposizione della cittadinanza i risultati di queste ricerche e le riflessioni che ne derivano, in un'ottica di trasparenza e di condivisione. Il primo passo di questa mobilitazione è un'assemblea pubblica. Sarà questa l'occasione per discutere del futuro del nostro territorio. Siamo allo sport, parliamo di calcio ma non di quello giocato. A campionato concluso ad Agrigento si discute della conferenza stampa di Giuseppe Deni e della replica dell'ex patron dell'Acragas Marcello Giavarini, arrivata puntualmente. Il servizio. Vogliamo lanciare dei messaggi. Così aveva esordito giovedì scorso, aprendo la sua conferenza stampa, Giuseppe Deni. Ma più che messaggi, le parole del presidente Deni sono sembrate delle vere e proprie accuse. Il primo ad essere attaccato è stato il sito La Vera Acragas, un gruppo privato che conta oltre 5.000 iscritti. Un sito, secondo Deni, dove si annidano delle vipere, semplicemente perché, stando alle parole dello stesso Deni, vogliono il ritorno di Giavarini. Proseguendo la conferenza stampa, Giuseppe Deni si è soffermato sul rapporto proprio con Marcello Giavarini, ex patron dell'Acragas, nei confronti del quale Deni non è stato per niente tenero, soprattutto quando lo ha accusato di aver abbandonato l'Acragas in balia delle onde. Ma è la vicenda che riguarda la richiesta di un certo numero di biglietti che ha reso curiosa la discussione. Anche qui le precisazioni di Deni sono sembrate piuttosto delle accuse e oggi Marcello Giavarini replica ritenendole del tutto infondate. Nel comunicato diffuso Marcello Giavarini intanto augura al nuovo presidente Carmelo Callari di poter riportare l'Acragas nei campionati che la città e la società meritano. Rassicuro i tifosi, scrive l'ex patron biancoazzurro, che se vi fosse un serio progetto sportivo non farei mancare il mio sostegno. E aggiunge: avendo io ricoperto il ruolo di presidente onorario dell'Acragas in Lega Pro, so quale impegno gravoso ed impegnativo sia. Consiglio pertanto a Deni di dedicare le sue energie al bene della squadra e non a parlare di continuo del sottoscritto che, come in tanti sanno, al momento è impegnato in una soddisfacente impresa lavorativa. Le polemiche, insomma, è chiaro che interessino poco perché servono a far dimenticare le cose serie. E se c'è una cosa davvero seria in questo momento è l'illuminazione dello stadio Esseneto, per poter davvero sperare nel futuro. Sotto questo aspetto qualcosa di importante è successo nelle ultime ore, come abbiamo riferito ieri. E ora i risultati di play-off che interessano anche la Pro Favara che ha giocato a Pompei. Carmelo Lentini. Scendendo di categoria, questa domenica si sono disputati alcuni pareggi tra le seconde classificate di eccellenza e quelle praticamente per quanto riguarda la finale playoff regionale del girone B di eccellenza. Nel primo caso, nella partita d'andata del primo turno degli spareggi della fase nazionale tra le seconde classificate del campionato d'eccellenza, la Pro Favara di Gaetano Catalano ha imposto lo 0-0 in trasferta alla squadra del Pompei del gruppo A della Campania. La gara di ritorno si giocherà al Broccolere di Favara il prossimo 2 giugno alle ore 16. Per quanto riguarda invece l'incontro di finale dei playoff del girone B del campionato d'eccellenza che opponeva il Modica al Milazzo, si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei rossoblù della Contea grazie alle reti di Azzara e di Cacciola. Per il primo turno della fase nazionale adesso le squadre classificate sono il Modica di mister Alessandro Settineri,
che sarà ospite il prossimo 2 giugno dell'Aurora Alto Casertano, che è una formazione del Molise. L'intervista al giocatore di basket Nicolas Morici della Fortitudo. Ascoltiamola. Nico, forse ci si aspettava una partita diversa, invece l'approccio è stato devastante della Fortitudo e lo possiamo dire, la Fortitudo è ancora viva. Assolutamente sì, soprattutto per come erano le prime 2 gare contro Nardò. Magari ci si aspettava una partita diversa, però siamo stati bravissimi, concentrati fin dal primo minuto e si è visto. Ovviamente è calata un po' l'intensità, soprattutto anche fisica, mentale, verso la fine, però giocando ogni 2 o 3 giorni si fa di più. Però sì, siamo felici, siamo fieri di essere ancora in gioco, perché non vogliamo mollare così. Tu sei stato assente dal campo per un bel po' di tempo, eppure giochi così, sembra che non ti sei mai assentato. Sì, ho saltato 1 mesetto e mezzo che adesso onesto l'ho sofferto un po' guardarle da fuori, e forse è questo che mi dà quella spinta in più per rimettermi in forma e dare il mio contributo, che alla fine quello è, ognuno deve dare il suo per vincere. Mancano ancora 4 partite, la matematica non ci ha condannato, come si affrontano queste partite? Una alla volta, ora andiamo a 100, sarà una partita chiave per noi, quindi pensiamo a 100 e poi si faranno i conti alla fine, ma noi assolutamente vogliamo arrivare il più possibile fino in fondo con chance di poterci salvare. Prima di chiudere vi ricordiamo che TVA Notizie è visibile alle 14 in tutta Italia sul canale 268 delle Smart TV e alle 15, alle 20 e alle 9 sul canale 93 e poi sul sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per averci seguito e arrivederci.